Alcara Lifusi vanta mitiche e lontanissime origini che quasi si confondono con la leggenda. Pare sia stato un compagno di Enea, Patrone, detto anche Turiano, poiché nativo della città di Turio, nel suo migrare verso l'Italia ad approdare lungo le coste siciliane e a risalire il fiume Rosmarino, fino ad incontrare un angolo di paradiso riparato dai venti, protetto dalle selvagge rocce dei Nebrodi, a 2 passi dal mare. Ed è in questo tranquillo paese siciliano che feste antichissime, pagane, si mescolano fino a trasformarsi con riti e tradizioni cristiane. Il Muzzuni è considerato l'evento folcloristico più antico d'Italia. In esso si intravedono reminiscenze ancestrali ricollegabili agli antichi riti propiziatori celebrati in onore della dea Demetra, protettrice delle messi. Nell'antichissimo borgo di Alcara Lifusi, in provincia di Messina, il tempo sembra essersi fermato all'era dei miti greci. Fallo per carità, fallo calare. Non lo fai, no, che lo padrone, ma fallo per le povere, giornatare. Se dice ore stai alla boccone, le rene se le mangiano le cani e non se vero vero alla Questo è un Muzzuni, è una festa propiziatoria che si inaugurava, ringraziavano il raccolto fatto e inauguravano il nuovo raccolto e lo facevano coincidere nel giorno più lungo dell'estate, che per gli antichi era il 24, non il 21 come è ora. Ha tanto significato, poi c'è il coso del comparatico, il scambio della confetta, i canti perché si dicevano, si dicono storie d'amore, di odio, aspettavano quella sera per farsi fidanzati.
Tanti facevano la dichiarazione cantando e la risposta cantando, come lo stesso se avevano un odio se lo dicevano cantando, quelle sera, aspettavano proprio la sera di San Giovanni. Per esempio il grano si semina il giorno di Sant'Antonio per essere pronto come oggi, ma come tradizione proprio il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio, tutti lo seminiamo quel giorno. E poi si raccoglie. A prepararlo siamo sempre le donne e portarlo fuori in processione, insomma, fuori, metterlo sull'altarino deve essere una signorina. Io in questo caso quando non c'è la signorina ho paura dell'oro e quindi nello stesso tempo lo scendo io, non c'è problema, però la tradizione è così, portarlo a una ragazza. La tradizione dice se non rientra in chiesa il santo alla festa religiosa che non si può uscire perché sono in contrasto la festa pagana con quella religiosa. E quindi di conseguenza si aspetta che è entrato ora San Giovanni e noi l'abbiamo uscito ora. Quindi ora è a disposizione tutta la nottata. Dai all'assari, meglio la morte e non solo dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume cori, l'amore mio setto. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume cori, l'amore mio setto. Para 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 pa, pa 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 pa, para 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 pa, para 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 pa, para 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 pa. Con quelle confette si facevano compare e compare, sia uomini e sia donne, come un incrocio tra uomini e donne. E dopo si diceva poesia. Capitano questo fiore, che si parte dal mio cuore, se voi lo accetterete che risposta mi darete? Piccolo fiore, grande di sì, accettate questo è l'amore mio, Un mare siamo, un mare stiamo fino a che vero gli anni San Giovanni. Nella giornata del 24 giugno si celebrano i riti, le messe e la venerazione a San Giovanni, che nel pomeriggio culminano con la processione del Santo Cristiano, della cui testa ne chiese dono Salomè. Come segno di devozione nei quartieri vengono preparati gli altarini, rivestiti di tovaglie bianchissime lavorate a mano.
Dopo la processione, la sera tutti cambiano veste, anche gli altarini si preparano a ringraziare la dea delle messi, Demetra. Vengono svestiti di sacro e rivestiti di profano. Coloratissime pezzare tessute a mano col telaio di legno e i zampitti, caratteristici calzari di origine contadina fatti con pelle di vacca, fanno da sfondo a una brocca adornata di gioielli, i più preziosi delle donne del quartiere. Dal collo mozzato della brocca fuoriescono spighe di grano, fatte germogliare al buio, dette lauretti. Il paesino viene investito da un'atmosfera surreale. Le strade si riempiono di gente e vari gruppi folcloristici, al suono di deliziose melodie tradizionali, intrattengono tutti davanti agli altarini. I turisti, giunti da ogni parte, si lasciano sedurre dalla singolarità della festa e spesso anch'essi partecipano divertiti. La festa si protrae per tutta la serata. Nei quartieri si odono vecchie cantilene, stornellate e serenate d'amore e c'è chi rinverdisce l'antico rito del cumparatico, i cosiddetti cumpari a San Giovanni, che per l'occasione si scambiano doni e fedeltà per tutta la vita. La tradizione vuole che per essere compari o comari, il giorno di San Giovanni vengano rispettate alcune regole. Innanzitutto il rito deve svolgersi davanti al Muzzuni, dove il primo dei due protagonisti del comparatico dice all'altro: «Pittia hai un'amicizia ranni, ni facemo compari a San Giovanni?» «Cu tanto piacere», risponde l'altro. I due si intrecciano i mignoli della mano destra e davanti ai testimoni e al Muzzuni recitano cantando: «I riteggio facitene amari, chi ne ficimo compari, zocco avemo, ni spartemo, ma sa nunca ni sciarriamo. Compari semo e compari arrestamo, quando viene la morte ni sciarriamo». Il primo e il secondo giovedì di Carnevale Montedoro li dedica totalmente a due ricorrenze mangerecce, ovvero il giovedì dei compari e il giovedì delle comari. In occasione di questi due giorni, i compari e le comari di battesimo di San Giovanni, come da tradizione, in gran parte dell'isola si riunivano per trascorrere una giornata in compagnia, dimenticandosi per quel giorno le proprie economie, per dare onore alla comparanza, legame ben più forte della parentela di sangue. Naturalmente si univano ai compari gli amici facenti parte della comitiva. Altrove il giovedì di Carnevale veniva dedicato alla macellazione del maiale, che di solito veniva contrattato e acquistato facendo affidamento sul cumpari ed allevato dalla cummari.
Era un momento di riunione e di convivialità al quale veniva dato molta importanza, tanto che un proverbio riportato dal P3 in usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, volume 1, così recita: «Lu ioveri di li cummari, cun navi rinari, si impigna lu falari». Oppure «Lu ioveri di li cumpari, cun navi rinari, si fan pristari». C'è da dire che oltre questi due compaiono altri due giovedì nell'opera del P3 sopra citata. Lu ioveri di li parenti, giorno dedicato ai congiunti che si riunivano per festeggiare, da cui discende il proverbio popolare «Lu ioveri di li parenti, cun navi rinari si vunna erenti». Lu ioveri o vennari zuppiddu, il giorno in cui si doveva mangiar grasso. Al riguardo il P3 ci riporta due proverbi derivati dalla saggezza popolare. Lu ioveri zuppiddu, cun si cammara e peggio piggiu, e lu vennari zuppiddu, cun si cammara, cusà e piggiu. Basta mettere a confronto i due proverbi, si capisce ancora di più la valenza simbolica della riunione dei compari, che in un modo o nell'altro va onorata, cosa che non succede con i parenti. Di tutti questi giovedì, a Montedoro se ne festeggiano oggi soltanto due, lu ioveri di li cumpari e lu ioveri di li cummari. Una tradizione, quella montedorese, che muta con i tempi, e forse è anche giusto che sia così. Infatti, pur continuandosi a festeggiare il giovedì dei compari e delle comari, non lo si fa quasi più come un tempo. Ora la maggior parte delle comitive preferisce alla tradizionale arrostuta con l'amici sicuramente un più comodo ristorante dove si possono trovare le migliori prelibatezze come trippa, stiglioli e roba cotta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un saxofona, e come si suona un saxofona, tu un saxofona, un friscalette tipiti tipiti ta.